Buone notizie per l'emergenza idrica in Sicilia arrivano dal Consiglio dei Ministri di Roma, che dovrebbe tenersi a inizio settimana. Da qui la proposta di delibera per assegnare 28 milioni di euro alla Regione siciliana per far fronte alla grave emergenza idrica che vive ormai da parecchi mesi l'isola. Questo quanto affermato in una nota stampa dal Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare, onorevole Nello Musumeci, già governatore della Sicilia, sottolineando che questo ulteriore stanziamento si aggiunge ai 20 milioni deliberati dal governo Meloni nello scorso mese di maggio, quando era stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale. Le risorse, continua il ministro Musumeci, sono destinate al completamento delle attività previste dall'articolo 25 del Codice di Protezione Civile, all'avvio degli interventi più urgenti. La quantificazione di questo secondo stanziamento, spiega il ministro Musumeci, è frutto di un'attenta istruttoria condotta dal nostro Dipartimento nazionale, tenuto conto anche delle valutazioni tecniche di rito nei confronti con il Dipartimento della Regione siciliana.